ora in onda Potere al Popolo. E rieccoci insieme, la voce di Sammy Varin da Radio Libertà, ancora il buon mattino, 3 minuti dopo le 11, bonus moto e scooter ibridi o elettrici, si parte alle ore 12, come avere fino a 4.000 euro di incentivo, signori, sbandierati su tutti i siti, eccoli qua, gli sconti, allo studio il bonus benzina da 100 euro, bonus benzina con tutti gli aumenti che ci sono stati, sarebbe soltanto per chi ha l'ISEE basso basso. Io ci metto un punto interrogativo, perché se è solo per chi ha un ISEE basso basso, diciamo che è un razzismo verso noi, che da sempre paghiamo le tasse e che abbiamo un lavoro anche seppur modesto, ma questo è sempre un mio modesto parere. Sul sito del Corriere, bombe a grappolo su Tel Aviv, 2 morti, raid USA su Hormuz, ucciso ministro dell'intelligence di Teheran, borse positive, cala il petrolio. Queste le notizie di apertura del sito del Corriere. Anche Repubblica apre con il bonus moto e motorini al via fino a 4.000 euro di contributi, e poi nel Medio Oriente da fonti israeliane sarebbe stato ucciso il ministro dell'intelligence iraniana. La NATO schiererà un nuovo sistema Patriot nel sud della Turchia. Che facciamo di bello? Prima di tutto c'ho un fracco di messaggi WhatsApp da leggervi, quindi preparatevi che tra pochissimo li leggiamo. Se volete ancora ricevere la canzoncina del referendum in formato video, ce l'ho qua, ve la spedisco questa mattina. Inviate un WhatsApp al 340 6709 659. Ragazzi miei, si vota per cambiare la giustizia questa domenica, questo lunedì, e voi non inviate niente ai vostri parenti o amici? Dai, una canzoncina per il sì al referendum ci vuole. Inviate il vostro messaggio al 340 6709 659 con su scritto "lo voglio" e lo avrete il jingle sul sì al referendum. Ma attenzione, oggi abbiamo anche il Magna Magna a mezzogiorno, con le feste, le sagre in giro per l'Italia, roba bella, non troppo frequentata, dove passare anche un weekend. Alle 11.30 arriva la cantante Francesca Arrigoni, che si è distinta nel Cantabrianza Senior, quindi vuol dire che non è giovanissima, 15, 16, 17 anni, ma è comunque, ve lo dico io, molto giovane, ed è una di quelle che frequenta i locali dove si mangia, si beve e si canta. L'avremo alle 12, alle 11.30. Nel frattempo ci fermiamo, come in ogni trasmissione, ci colleghiamo con il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, grazie colleghi. Questa proposta di legge che porta la prima firma del collega Milani, io l'ho cofirmata più che volentieri, come gli emendamenti che sono arrivati bipartisan in Commissione, perché credo che la Costituzione che prevede questa PDL della Giornata Nazionale del Riciclo della Carta, che come abbiamo già detto non è una festa, è una data in cui è giusto ed è utile fare della formazione con eventi, con incontri che sono incontri che servono proprio per andare a spiegare qual è l'importanza del riciclo della carta, soprattutto nel nostro paese. Ovviamente questi incontri e queste iniziative saranno coordinati dal MASE e da tutti i ministeri, nel caso interessati, con la collaborazione di Comieco. Ecco, io credo che se questa PDL nasce sul coordinamento nell'ambito del Festival Cortile di Francesco, voluta ovviamente dai frati di Assisi, sia stato importante inserire anche altri eventi che sono territorialmente fondamentali per il distretto della carta, come la Paper Week, il MIAC e il Pianeta Terra Festival. Gli ultimi due, tra l'altro, si svolgono a Lucca. Il MIAC è la mostra internazionale dell'industria cartaria,
ricopre insomma un ruolo di estrema rilevanza, non solo italiana, ma come si diceva internazionale, nel cuore di quel distretto che è un distretto fondamentale per il territorio. Si parla di oltre 100 cartiere aperte e di un indotto collegato alle assunzioni delle cartiere stesse, in più rispetto alle cartiere stesse, che cuba quasi 10.000 posti di lavoro. Ecco, io penso che l'Italia in realtà abbia fatto molto in questi anni e molto proprio grazie a quegli imprenditori lungimiranti che hanno proposto dei progetti e che si sono impegnati per andare nella direzione del recupero della carta, in un'ottica che è un'ottica anche di sostenibilità. Sappiamo che la carta recuperata intanto comporta risparmio energetico, comporta risparmio idraulico, perché comunque la carta per essere lavorata ha bisogno di grandi quantità di acqua. Cosa dire ovviamente della salvaguardia delle risorse forestali, che è di tutta evidenza, un minore inquinamento, la riduzione di rifiuti nelle discariche. Ecco, quindi tutto quello che viene fatto da questo Paese, che vogliamo ricordarlo per quanto riguarda gli imballaggi, ha la percentuale più alta di riciclo d'Europa, ha già superato tutte le soglie europee che prevedevano l'85% nel 2030, noi siamo ben oltre e stiamo continuando con un lavoro che è di tutta evidenza, anche con i 48 progetti del PNRR che sono stati messi a terra, che vedranno la conclusione nel 2026 e che sono stati analizzati da Nomisma proprio nella cartiera della Lucart a Diecimo, in provincia di Lucca, proprio a Lucca da noi, dove c'è il cuore pulsante del distretto cartario, un distretto che produce l'80% di tissue, della provincia di Lucca e anche una piccola parte di Pistoia, dove produce il 40% di ondulato di carta, di carta ondulata, e quindi abbiamo ovviamente un settore che è molto fiorente e molto importante. Gli imprenditori, come si diceva, hanno tutta la necessità davvero di essere supportati, ma sono imprenditori lungimiranti, capaci e competenti, che hanno portato l'Italia a brillare nel mondo per il riciclo e anche per tutto il settore cartario. Voglio ricordare che oltre al distretto lucchese abbiamo distretti importanti a Fabriano nelle Marche, in Veneto, in Lombardia, in Liguria, e sono distretti che camminano con le proprie gambe e che creano occupazione e indotto importante per il Paese. Ecco, gli eventi, gli incontri che verranno messi a terra per la giornata del riciclo della carta vanno a coronare il lavoro non solo fatto dagli enti locali della politica, ma proprio anche il lavoro di questi imprenditori che portano avanti innovazione, proposte, finanziando anche, cofinanziando dei progetti che sono utili a raggiungere gli obiettivi. Se l'Italia è già eccellenza a livello europeo per quanto riguarda il riciclo di carte e soprattutto il recupero della carta da imballaggi, credo che sia fondamentale andare a spiegare le ragioni anche del recupero e della possibilità di andare a recuperare ancora la carta che non viene recuperata e va in discarica, e soprattutto sia fondamentale andare a parlare con i cittadini per capire quali sono le opportunità che i nostri imprenditori sono sempre pronti a cogliere con l'aiuto e il supporto della politica e anche con la pubblicità che possono farsi tramite incontri ed eventi in cui possono spiegare effettivamente il ruolo importante che hanno nella nostra società. Per questo motivo noi voteremo a favore di questa proposta di legge e fieramente l'abbiamo sottoscritta e condivisa. Grazie. Qui Parlamento. L'amore italiano, l'amore nostrano, l'amore che sempre riesce a tenderti una mano, un ricordo lontano e un cuore sincero, ma da sempre un amore quello vero. Molte cose sono cambiate da 100 anni fa, nuove formule che sembrano più buone, chi lo sa. Giochi e bambole di ieri non ritorneranno più, ma l'amore non si arrende e ci aiuta a stare su. L'amore italiano, l'amore nostrano, per il nostro paese dove grazie a Dio viviamo. Ho girato il mondo e ho cantato lontano, se c'è il paradiso assomiglia dove siamo. La Roma Verona,
da Como a Milano, Torino, Firenze, Bari, Napoli e Bolzano. Io qui voglio stare, non me ne voglio andare, voglio suonare e poi vivere con te. Nuove cose sono cambiate da circa 100 anni fa, forse il peggio, forse il meglio, neanche un saggio lo capirà. Gioche bambole di ieri non ritorneranno più, ma l'amore non si arrende e ci aiuta a stare su. L'amore italiano, l'amore nostrano, per il nostro paese dove grazie a Dio viviamo. Ho girato il mondo e ho andato lontano, se c'è paradiso assomiglia dove siamo. L'amore italiano, l'amore nostrano, per i nostri bambini che ci ricordano chi siamo. Ripensiamo a ieri, ma guardiamo al domani. L'amore ci guida verso la felicità. Molte cose sono cambiate da 100 anni fa, nuove formule che sembrano più buone, chi lo sa. Giochi e bambole di ieri non ritorneranno più, Ma l'amore non si arrende e ci aiuta a stare su. L'amore italiano, l'amore nostrano, per il nostro paese dove grazie a Dio viviamo. Ho girato il mondo e ho andato lontano, se c'è il paradiso assomiglia dove siamo. Se c'è il paradiso assomiglia a dove siamo. L'amore italiano, si intitola così la nuova canzone di Bobby Solo con Cosetta Gigli, che abbiamo intervistato qualche volta su queste frequenze. Signori, Bobby Solo, dice niente, non è più un giovinotto, ma sempre in gambissima, si fa tante di quelle serate durante l'anno. Aveva provato a Sanremo con questo pezzo e non l'hanno preso. E devo dire, lui non l'ha presa tanto bene, tanto che dice, ma cosa me ne frega, io faccio a meno tranquillamente di Sanremo, Bobby Solo, faccio già decine e decine di serate durante l'anno, non ho proprio bisogno di Sanremo, però forse non l'hanno preso, mi è venuto in mente perché c'era qualcun altro che doveva vincere, l'amore italiano, Bobby Solo e Cosetta Gigli. Vi do una notizia, Bobby Solo tra una settimana lo intervistiamo qui su Radio Libertà. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora ragazzi, mi state facendo impallidire con tutti questi messaggi per ricevere la canzoncina sul referendum. 340670969. Voi mi scrivete la voglio, lo voglio, poi dipende anche di che sesso siete, ma no, cosa c'entra quello? Ma per favore, guarda, non faccio in tempo, cioè sto parlando, ciao vecchio, inviami il video, grazie Enzo. Guarda, te lo invio proprio in diretta. Enzo, perché sei tu, in diretta, clicco, incido, faccio, ecco, e tra poco ti arriva la canzoncina per votare sì al referendum del 22-23 marzo. Non c'è soltanto la canzone, ma in questa nuova versione c'è anche il video, grazie a una nostra ascoltatrice che ce l'ha fatto e ce l'ha regalato. Questa canzone è bellissima, ci scrive Rita, e io intanto mentre che ti parlo, guarda cosa faccio, clicco e voilà, e ti ho spedito anche il video che dovete inoltrare a parenti o amici, possibilmente quando manca pochissimo al voto, quindi tra sabato e domenica, per invitare ad alzare il culo. La voglio, mi scrive qualcun altro, alzare il culo dal divano, certamente, avvicinarsi, prima di tutto a un cassetto dove avrete messo la tessera elettorale. Vi ricordate, vero, che cos'è la tessera elettorale? Tanto per
controllate se c'è ancora spazio, perché altrimenti passate un attimo in comune e ve la rifanno al volo, capito? Mi raccomando. E poi certamente andare a votare domenica o lunedì per questo importante referendum sulla giustizia, perché è un segno grandissimo dei cambiamenti che questo governo sta facendo, e se vincesse il no, qualcosa vince per forza, perché non c'è quorum, quindi anche se ci andiamo in quattro gatti qualcuno vince, ma storicamente se il centrodestra non va a votare la sinistra, quella ci va sempre, e quindi vincerebbe il no, anche se molti del PD e dei 5 Stelle hanno detto che voteranno sì. Datevi da fare, signori, noi siamo una radio aperta, abbiamo sentito tutto e tutti in queste settimane, però abbiamo capito che sul fronte della giustizia il governo fa delle leggi e poi ci sono dei magistrati che queste leggi le sfaldano, le interpretano, si inventano problematiche. Ad esempio abbiamo sentito quest'oggi per non rimandare a casa certi immigrati che compiono reati gravissimi. Pensateci e fate pensare i vostri parenti o amici. Lega di Gazzaniga, signori, Gazzaniga, perdonatemi, lo so, sono ignorante. Sabato 28 marzo, ore 19:30, la cena della Lega di Gazzaniga in provincia di Bergamo, presso la sala civica ex ristorante Giardino, via Dante Alighieri 62. Interverranno i nostri esponenti locali e nazionali. TKP si ritorna a mangiare e a bere, questa volta a Gazzaniga in provincia di Bergamo, sabato 28 marzo. Poi chiaramente tantissimi appuntamenti anche in questi giorni per capire meglio il referendum, per una giusta giustizia, perché votare sì, domani giovedì 19 marzo alle ore 19 con l'avvocato Pietro Foroni. Si fa tutto via internet, fa parte del corso di formazione politica della Lega. Chiaramente seguite online la Lega Lombarda Salvini Premier per saperne di più. Appuntamenti da non scordare targati Lega, domani 19 marzo, ore 20:30, una giustizia giusta per tutti, la chiusura della campagna elettorale al Palaspirà di Spirano in provincia di Bergamo, via Sant'Antonio, e i festeggiamenti per Gianfranco Gafforelli, eletto nelle elezioni provinciali. Ok, complimenti a Gianfranco, ma soprattutto se siete in zona, domani giovedì 19 marzo ore 20:30 al Palaspirà di Spirano in provincia di Bergamo in via Sant'Antonio. Dico a Francesco se gentilmente può avvisare Lorenzo in redazione che è arrivata la nostra ospite, perché tu sai bene, chiunque entri qua in Bellerio se ne è reso conto, che tu entri e poi ti perdi e stiamo ancora ricercando alcuni che non sono mai più stati ritrovati. Sto scherzando, però siccome è un complesso molto grande, se non c'è nessuno che li va incontro c'è il rischio serissimo che queste persone non si ritrovino mai più. Chiusura elettorale della campagna elettorale, sì, è per il referendum, ragazzi miei, poi ce ne saranno altre che arrivano, perché ci sono anche le elezioni comunali, bada ben, venerdì 20 marzo, ore 18, Rovigo, vota sì, vota Lega. Sì, Alberto Di Ruba fa un doppio impegno, perché lui è candidato anche alle suppletive, sta facendo campagna elettorale per il sì, perché il nostro tesoriere ne ha passate di tutti i colori, signori, solo perché sei della Lega, naturalmente. Se volete conoscerlo, ma naturalmente se volete incontrare i big della Lega in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, avete capito chi c'è, non dico niente di più, venerdì 20 marzo, ore 18 a Rovigo Fiere Censer, Viale Porta Adige 45, Alberto Di Ruba chiude la campagna elettorale e naturalmente tutti voi state aspettando l'evento di
questa sera, mercoledì 18 marzo, ore 20:30, Matteo Salvini sta girando i territori, lo abbiamo incrociato proprio ieri sera a Gallarate in provincia di Varese, c'ero anche io ad applaudirlo. Beh, questa sera, mercoledì 18 marzo, Matteo Salvini sarà qui a Milano, presso l'Hilton Garden in Milan Nord. Milan Nord, devo dirlo un po' alla terrona, ma dai, via Columella 36 Milano, vota sì la riforma che fa giustizia, convegno con Matteo Salvini. Attenzione, bisogna prenotarsi, iscrizione obbligatoria, quindi contattate la Lega Salvini Premier, perché se andate lì rischiate di non trovare posto. Questa sera, mercoledì 18 marzo, ore 20:30 all'Hilton Garden di Milano. Appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio, vi ricordo, li trovate anche sul sito legaonline.it, soprattutto certamente quelli televisivi. Una bellissima idea anche sapere in anticipo dove troviamo, dove ascoltare questo o quell'altro. Legaonline.it, su questo sito è possibile anche fare la tessera della Lega, tutto online, ve la spediscono a casa. Un altro appuntamento per questa sera, 18 marzo alle 20:45, qui siamo nell'Interland di Milano a Novate Milanese, presso Villa Venino, largo Padre Ambrogio Fumagalli al 5, referendum giustizia, le ragioni per votare sì, con avvocati di ogni tipo, ma soprattutto con Giulio Gallera, che è anche consigliere regionale della Lombardia, oltre che essere avvocato, l'onorevole Fabrizio Cecchetti, segretario di presidenza, e altri importanti partecipanti a questa che è una gara ormai gigantesca per dire sì o no al cambiamento. Le ragioni del sì le state iniziando a comprendere. Sembra incredibile che una riforma voluta anche dalla sinistra negli scorsi anni, adesso la sinistra non la vuole più perché l'ha proposta la destra, la cosiddetta destra, perché loro chiamano di destra chiunque non vota PD è di destra. Fa un po' pensare questa cosa effettivamente, e qualcuno magari fa anche una certa fatica a spiegarla questa situazione. E ancora, ragazzi, alle urne farei ascoltare ma cosa è la destra, destra-sinistra, la canzone di Gabber. Bravo Angelo da Venezia, ti meriti anche tu la canzoncina del sì al referendum, destra-sinistra, destra-sinistra, è proprio così, e noi la trasmettiamo abbastanza spesso, quella canzone è diventata un classico in questo senso. Beh, signori, effettivamente classico o non classico, a questo punto direi che ci fermiamo perché manca pochissimo alle 11:30 e per fermarmi ancora una volta faccio l'appello figlio d'Apollo e dico: se mi state ascoltando dalla Sicilia alla Valle d'Aosta e volete un po' pompare, pompa il referendum di questo effettivamente importantissimo evento che ci sarà domenica e il lunedì, sì al referendum sulla giustizia, inviate un messaggio WhatsApp al 340 6709 659 con scritto lo voglio o se preferite la voglio, e sul vostro cellulare dopo pochi minuti vi apparirà la canzoncina per il sì al referendum, una nuova versione perché è uscito anche il video, ragazzi miei, grazie a una nostra ascoltatrice gentilissima che ci ha montato simpaticamente qualche immagine ben veritiera, c'è la possibilità di ricevere, oltre all'audio che magari avete già ricevuto, anche il video di questo referendum, ed effettivamente spiega bene con alcune immagini che cosa significa votare sì, e magari se non voti sì, magari il motivo anche per cui poi vai in qualche problematica. Quindi facciamo così, ci fermiamo per 1 minuto e 50, che è proprio la durata di questo filmato. Se avete la radiovisione, se mi state guardando dalla app o siete sul sito radiolibertà.net o siete su Facebook e YouTube cercando Radio Libertà,
vi trasmetto direttamente dopo la pubblicità. Ora, e ve la trasmetto subito, la canzoncina con insieme anche il video più significativo che mai. Sentilo qua. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane, chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi, due ruoli separati per non avere intoppi. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra. Votiamo tutti insieme, sì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ci siamo amati o forse illusi, o siamo stati solo confusi. Il tuo profumo tra le lenzuola, la tua camicia lì sul letto, le scarpe nuove che mai hai messo e chissà dove sarai adesso. Cuori franti in giro, ce ne sono tanti, pianti amari per un addio, proprio come il mio. Non so nemmeno come sia successo a noi ritrovarci qui con i cuori infranti. Leggo un libro ma il sonno non arriva, spengo la luce ma resto sveglia.
Sento i tuoi passi nel corridoio, ma non ti avvicini ed io ci sto male. Ti aspetto ancora qui nel letto, pronta a lasciarmi senza parole. Cuori infranti in giro, ce ne sono tanti, pianti amari per un addio, proprio come il mio. Non so nemmeno come sia successo a noi ritrovarci qui, con i cuori infranti. Nel silenzio sento ancora la tua voce, parla piano ma fa più rumore. Credevo il tempo potesse guarire, ma resta un vuoto che non vuole sparire. Cuori infranti ovunque, persi nelle notti, quanti sogni caduti giù, come il nostro ormai. Non so nemmeno quando ci siamo persi noi, restando soli qui, con i cuori infranti. Non c'è trucco, non c'è inganno, signore e signori, voce pura, non modificata da nessuna intelligenza artificiale, o no? Siamo sicuri? Aspetta che glielo chiediamo, ce l'abbiamo con noi, è arrivata nei nostri studi, Francesca Arrigoni! Grazie. Ciao a tutti, ciao a tutti Radio Libertà, ciao a tutti. Piacere di trovarti. Piacere. Allora, perché adesso ormai lo devo chiedere, dunque tu sei vera, posso toccarti? Sì, è calda, è viva. No, è importante, perché mi arrivano ormai canzoni che non sono più cantate da umani. E magari sono anche belle, che io ci casco, ma adesso ho iniziato a chiederlo a tutti. Quando mi arrivano, non ti dico quante mail che mi arrivano a sammy.varin@radiolibertà.net, artisti di ogni tipologia, piccole, grandi, etichette discografiche, pezzi anche belli che però non ti specificano chi la canta, e a quel punto salta fuori l'allarme, dice: ah, se non mi scrivi chi è, se vado su Instagram e questo personaggio non lo trovo, non esiste semplicemente. Invece, signori, questo pezzo, cantato da Francesca Arrigoni, Cuori infranti, è tutto vero. È verissimo. Sei tu. Sono io. Non hai modificato la voce, neanche un pochettino, no. che facevi qualche stonatina. È la mia voce nuda e cruda. Signori, questa è già una notizia, vi giuro, stiamo esagerando, però tra un po' di tempo sarà così, sappiatelo. Ne stanno facendo troppe con l'intelligenza artificiale e ormai anche quando parli insieme con una persona è difficile capire se è vero oppure no. Francesca Arrigoni, signori, una delle protagoniste più applaudite del Cantabrianza Senior, del patron Dino Angelini, che salutiamo. Dino Angelini. Ciao Dino. Signori, se non ci fosse Dino Angelini, no, veramente, stavo dicendo prima, microfono chiuso, quanti personaggi ha tirato su, quanti giovani e meno giovani ha aiutato a portare avanti un sogno, perché alla fine il vostro è un sogno, incidere una canzone. Sì, è una grande soddisfazione, veramente. Ma perché? Perché questa cosa? Dove hai cominciato questa mania di cantare? Come l'hai portata avanti? Perché la Francesca Arrigoni fa parte del Cantabrianza Senior, quindi sappiate, è senior, che un senior, tra virgolette, ragazzi, uno dice cosa c'ha, 70 anni? No, è giovanissimo, possiamo dire l'età. Quanti 35 anni. Allora, ragazzi, è una sbarbatella proprio. però ti è venuta sta mania di cantare, e qui mi metto comodo, mi devi raccontare perché
dove sei andata, cosa hai frequentato, perché sono in molti, sai, che ancora hanno, giovani e meno giovani, questa bellissima usanza di canticchiare, chi sotto la doccia, chi in casa quando possibilmente non ci sono i vicini, Esatto, sì. e chi frequenta locali, perché ci sono ancora molti locali dove per passare una serata diversa vai lì e ti fanno cantare. Sì. Com'è nata questa tua passione, Allora, Francesca? la mia passione è nata proprio da piccolina, cioè quando ero piccola, avevo 8-10 anni, ho queste flashback di me che prendevo il mestolo della cucina e iniziavo a cantare a mia mamma, a mio papà. Poi, pian piano, andando avanti, ho visto che è sempre rimasta con me la musica, nel senso che non mi ha mai abbandonato. Però c'è differenza tra ascoltarla e Sì, cantarla. ho sempre una passione che mi è sempre rimasta, a livello di passione proprio, è la musica. Io se sto 1 giorno, 2 senza ascoltare la musica, io non vivo, ecco. Mi manca la terra sotto i piedi, come si dice. È vero, e questo lo Sì. so che e vale per molti di voi ascoltatori, la musica accompagna la nostra esistenza, poi fa parte, dei nostri ricordi, perché a ogni pezzo colleghiamo un pezzo della nostra esistenza. Quindi cantare, però non ti sei mai buttata, nel vero e proprio mondo musicale studiando qualche strumento o qualche Allora, cosa? strumento no, ho fatto 6 mesi di scuola di canto per darmi una dritta, perché di base già avevo una buona base, ecco. Poi, diciamo che proprio le tecniche e quant'altro che serve appunto nella musica, ho Brava. fatto 6 mesi, perché comunque uno può essere bravo, però tante dritte servono. Assolutamente sì, e Servono. questo lo consiglio a tutti voi, anche soltanto come esperienza, capito? Affidarsi a un tutor e imparare a giostrare questa cosa bellissima che è la nostra voce. È come un cavallo che va ammaestrato e devi insegnargli a correre quando vuoi che corra, a rallentare quando deve rallentare, e soprattutto a non disarcionarti, non buttarti Sì. fuori, e devi imparare a dominarlo in ogni momento, perché a volte anche la voce può fare dei brutti scherzi, e quando sei dal vivo devi imparare A a gestire le emozioni a anche. capire come fare, anche per nascondere le possibili piccole imperfezioni. Signori, come vedete, la Francesca Rigoni ce l'ha fatta, è arrivata a incidere questa canzone nuova che si chiama Cuori infranti, uscita da pochissimi giorni, che trovate su tutti gli store digitali, che trovate su Facebook, su YouTube, nonostante, devo dire, la Francesca sia una che non ama apparire più di Sì. tanto, non è che passi Sì. la tua giornata sui social No. e adesso mi faccio il film, anzi adesso mentre parli te lo faccio io, un filmettino, perché non ha tirato fuori ce l'ha il telefono. Sì, ce l'ho. Pensavo che non ce l'avesse, ho detto questa è una di Sì, quelle che ho proprio i social, però guarda, No. tante cose Brava. li tengo sempre per me, diciamo, ecco. Ci sta assolutamente, perché ci sono quelli che stanno esagerando con questi social, soprattutto Sì. giovanissimi, lo sappiamo, già dai 12 anni hanno in mano il telefonino Sì. e soprattutto parlano un po' troppo, non con noi, ma con l'intelligenza artificiale, e questo È è quello preoccupante. è Molto. preoccupante davvero. Senti, a proposito di vita, che cosa fai nella vita? Fai un lavoro, Sì. come parla mio padre a me, mi dice: "Ma quand'è che fai un lavoro serio, Sammy Varin?" Tu hai un lavoro serio, Sì, io lavoro in un'industria alimentare e sono capoturno in un'azienda alimentare dove produciamo biscotti, gelato. Sentivo un profumino di cose buone, ho detto: "Ma Biscotti gelato. adesso ti faccio un controllo nelle tasche per vedere, no, che cosa porti." Senti, e cosa dicono di questa tua passione? Lo sanno prima Sì, di lo tutto? sanno, mi incoraggiano molto anche i miei colleghi, ecco, piuttosto che sai,
quando devi lavorare. Esempio, oggi ho preso il giorno di permesso e quindi sono contenti anche della mia passione. Applauso ai colleghi che ti stanno Ciao a sostituendo mentre loro lavorano e tu sei qui a fare la radio. Vedi, Esatto. Ci sta assolutamente. Anzi, dopo se vuoi fare dei nomi li facciamo. Adesso però giustamente ascoltiamo anche un altro pezzo di Francesca Rigoni, perché nel frattempo che ha inciso questa nuovissima canzone Cuori infranti della coppia Angelini, Busnelli e di Filippo. sono irripetibili, signori. A proposito di professionisti che aiutano i giovani e meno giovani a fare una canzone ricamata su di loro, perché il pezzo che cantate molto spesso rispecchia una parte di te e poi magari ci dirai se è vero oppure no. Beh, la Francesca nell'intanto ha fatto anche delle cover. Perché? Perché ormai lei fa facilmente i palchi, si sposta da un locale all'altro, signori, fa serate, fa televisione. Sì. Dov'è che ti stanno guardando in questi tempi in Allora, televisione? ai tempi del Jukebox praticamente ho partecipato a 6 puntate, da ottobre adesso a febbraio che è finito il programma, e mi son divertita molto. Rete 55, Rete 55. signori, sicuramente vedrete poi delle repliche in altri giorni, Sì. ma è una delle trasmissioni più gettonate, proprio perché ha tanti giovani sul palco o comunque persone che non c'entrano niente col palco e che non vogliono diventare famose, fare successo, fare i soldi, semplicemente hanno questa emozione, questa voglia di trasmettere emozioni attraverso la loro voce. Che abbiano 15 anni, che ne abbiano 40, e anche di più, hanno voglia di esserci, hanno voglia di trasmettervi qualche cosa. E allora, ascoltiamo una cover di Francesca Rigoni che va a riprendere una bellissima canzone di Zucchero Fornaciari intitolata Così Celeste. Dal mio computer. Un altro sole, quando viene sera, sta colorando l'anima mia. Potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è solo mia. E mi fa piangere, sospirare, così celeste, she's my baby. E mi fa ridere, bestemmiare, che brucia il fuoco, she's my baby. Gli occhi si allagano e la ninfea galleggia in fiore, che maggio sia. E per amarti meglio, amore mio, figlia amorosa, lo voglio anch'io. E mi fa vivere e accende il giorno, così celeste, she's my baby. Come un pianeta che mi gira intorno, e brucia il fuoco, she's my baby. Lei lo fa come avesse sete. I don't know, sulla mia pelle lieve come neve.
She's my baby. Potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è mio. Francesca Arrigoni, Eccomi. una di noi, signori, davvero, non scherzo. Tu sei veramente una di noi, potresti essere una delle nostre ascoltatrici in questo momento. Chi ha voglia di cantare, di trasmettere sensazioni attraverso il canto, di salire sul palco per dire ciao, ci sono anche io. Ci sono anche io, sì. Senza avere velleità, desideri strani, e faccio i soldi, e faccio visualizzazioni, lei le vuole fare le visualizzazioni, mi ha detto, mi hai detto prima che Sì. stai preparando già il video, Sì, il video di Cuori Infranti deve uscire per forza. E fai bene, perché lo dico a tutti, su Facebook, su YouTube, se c'è il video si attira di più l'attenzione e poi sai, rimane comunque come scrivere un libro praticamente, un momento della tua vita in cui hai cantato una canzone originale, tua, che ti rispecchia, anzi adesso mi devi dire in cosa ti rispecchia questi Cuori Infranti che abbiamo appena ascoltato, e insieme alla canzone, se c'è anche il video, è comunque un momento della tua esistenza. Esatto, che poi rimane inciso. Certo, che hai fotografato, che hai fossilizzato, che hai cristallizzato, è un termine molto più aulico, mi piace, e che rimane poi per i posteri, per un papà, una mamma, quando lo sarai, magari c'hai già 5 figli, non lo so, non ho figli. non c'è ancora figli, il marito c'è, non Sì, c'è, sono un marito, sposata, sì. ok, no, per sapere, perché a volte sai, non si nomina neanche il marito, perché noi No. dobbiamo stare zitti, assolutamente, soggiacere poi di questi tempi, se diciamo qualcosa, ecco questo che vuole fare il patriarcale, c'è il marito, esiste, può parlare, si può nominare, Sì. come si chiama? Fabiano. Ha Ciao, avuto Fabiano. l'onore, Fabiano, ti vogliamo bene, un marito vero, Ciao. l'hai lasciato fuori, no, sono sola. è sola. Facciamo un po' gli scemi. Senti, giustamente Francesca Arrigoni ha imparato a cantare facendo un bel corso, e non ci vuole molto, ragazzi, oggi ce ne sono tantissimi in giro, sì. anche perché si aiuta gli stessi artisti, gli stessi musicisti, che quando hanno una grande esperienza si mettono a dare una mano a chi vuole imparare. Ma la cosa carina è che tu hai imparato soprattutto nei locali, hai imparato a cantare, hai cominciato a giocare con la tua voce nei karaoke, nei vecchi karaoke. Sì, karaoke. Poi la cosa stupida e che mi fa anche ridere è che inizi sempre un po' per gioco, diciamo. Poi hai qualche amico, comunque papà, mamma, sorella, che ti dicono: no, ma guarda che sei bravo, e poi da lì inizi pian piano a prendere un po' padronanza, perché comunque io non sembra, ma sono una persona abbastanza timida, ecco. È timida, hai capito? È timida. Io me ne vado, ti lascio fare la trasmissione da sola, saresti No, ti bravissima. seguo. Assolutamente. Senti, quindi karaoke ancora di moda, esistono ancora, Sì, e il sì. consiglio che vi voglio dare, amici, veramente, quando alzate il culo ogni tanto uscite la sera, per favore, o si va ad ascoltare musica dal vivo, e ce ne sono ancora di locali che la fanno, oppure una roba molto più semplice, si va a mangiare una pizza, si va a mangiare un panino Sì. in questi locali, e magari alla fine cedete alla suggestione di alzarvi e di dire: vado anch'io a cantare una canzone. Esatto. Senti, ma che faccia facevano quelli che stavano mangiando la pizza mentre tu cantavi? Perché tu li guardi oppure no? Sai, è un po' come il sai che cantante famoso. è curioso guardare la gente. Che faccia fanno? Comunque, allora, finché hai un conoscente, capisci che comunque ti Deve fare il guarda, tipo deve per te, guardarti, assolutamente. deve applaudire, deve. Non è una minaccia. Deve. Però quando ti rendi conto che anche altra gente che comunque sta mangiando
si volta verso te, ti guarda, inizia a alzare il telefono piuttosto che ti applaudisce. Sì, certo, è un Tutto segnale. è tutto bellissimo, comunque è emozionante. E invece è terribile se vedi che uno che inizia a sbadigliare, dice: "Oh cazzo, si sta Sì, addormentando, ma sì, porco che anche è". quando scendi dal palco che comunque ti fermano e ti fanno i complimenti è veramente una sensazione molto appagante. Capisci? L'importante non è il successo, ma è a volte un sorriso, un complimento, un dire: "Uè, dai, ti è venuta bene, cavolo, mi hai fatto pensare, mi hai fatto piangere", cose che sembrano quasi, fuori tempo e che invece devono esistere ancora, trasmettere emozioni senza cercare altro. E signori, Francesca Arrigoni vi aspetta in futuro su YouTube con il video della sua canzone Cuori Cuori infranti, infranti. che rispecchia quale pezzo della tua personalità? Allora, Cuori infranti, secondo me, personalmente, un po' cuore infranto lo abbiamo avuti tutti in un nostro periodo della nostra vita. Quindi, una volta che canti la canzone Cuori infranti, rispecchia un po' quello che hai passato magari, un momento della tua vita, però penso che in ognuno di noi, una volta che pubblichi una canzone, la canzone diventa un po' di tutti e quindi il sentimento cuore infranto, c'è il momento del dispiacere, ma c'è anche il momento che ti fa capire che è ora di voltare pagina e di ricominciare, senza mai perderci la speranza. Capito? Guarda che riguarda tutti noi. Se pensiamo a qualche vecchio amore di 100 anni fa, a volte ci pensiamo e diciamo: "Cavolo, come sarebbe finita, se fossi Chissà. uscito un po' di più con questa ragazza, o se magari al contrario, gli avessi detto di no e invece adesso magari è tua moglie", e tutte quelle cose Sì, che uno tutte ci quelle pensa. cose che È bello pensarci, sì. ma è bello, son cose innocue. Signori, io approfitto per salutare i tantissimi amici che fanno musica indipendente, che si avvicinano alla musica per la prima volta e che giustamente fanno come Francesca Arrigoni, frequentando karaoke si fanno conoscenza. In questo caso tu hai conosciuto il grandissimo patron del Canta Sì, Brianza, quello il normale carissimo Dino. e quello senior, Dino Angelini. E signori, fatevi avanti, e parlo anche con voi mamme, con voi nonne, invitate i vostri figli, i vostri nipoti a cantare, perché Cantare. è uno sfogo bellissimo Bellissimo. e ti fa sentire meglio, ti fa Sì. rilassare e diventi più buona, e quando arrivi a casa tratti meglio tuo marito, insomma son cose che uno se ne accorge, dice: "Sei stata a cantare questa sera", perché ti vede ritornare tutta sorridente. Scherziamo, grazie veramente a Francesca Arrigoni. Cosa bisogna scrivere per trovarti sui social, anche se non sei presentissima, ma la Sì, trovate? ci sono. Allora, Facebook Francesca Arrigoni e Instagram la Fran Arri. Te capì? E ci salutiamo con un'altra cover tra quelle che hai cantato in televisione su Rete 55, signori. E poi mi sa che adesso ci ritorni, sta bollendo Sì. qualcosa in pentola, lo Sì. so, non lo dice, ma lo so. Ogni tanto sbirciate le trasmissioni del Dino Angelini e della sua compagnia su Rete 55 ed è bello, ripeto, avvicinarsi alla musica, soprattutto quando lo si fa senza montarsi la testa, cercando esclusivamente di divertirsi e di fare divertire. Ascoltiamo la cover di Boom Boom di Rene Grandi, Francesca Arrigoni, è stato un piacere. Piacere mio, grazie Sammy, grazie a tutti. Ciao la Radio Libertà. Alla prossima canzone. Ciao. Ciao.